Buonasera e ben ritrovati con l'informazione flash di New Sicilia e i principali titoli del pomeriggio. In apertura il caso della società italo-belga che gestisce la spiaggia di Mondello. Negli scorsi giorni il deputato Ismaele Lavardera aveva denunciato l'impiego di parenti di un noto boss palermitano nell'azienda. Una nota diffusa dalla regione sostiene che l'assessorato al territorio avrebbe dato la concessione dopo aver ricevuto regolare certificazione antimafia dalla prefettura. Si apre uno spiraglio di luce per i lavoratori Almaviva, prosegue infatti il progetto del governo regionale che ruota attorno al numero unico europeo 116-117. L'idea è quella di attivare 2 centrali operative, una a Palermo e una a Catania, e di impiegare 130 ex dipendenti del call center in esubero con un investimento complessivo di circa 25 milioni di euro. Una 57enne precipitata dal balcone al secondo piano di una palazzina di Mascali nel Catanese. Pare che la donna abbia perso l'equilibrio mentre si trovava su una scala a forbice sulla quale era salita per pulire i vetri dell'abitazione. Trasportate nell'isoccorso all'ospedale Cannizzaro di Catania e ricoverate in gravissime condizioni. Oltre 5 kg di cocaina sono stati sequestrati dalla polizia di Trapani in 3 distinte operazioni antidroga. Il sequestro più consistente è stato fatto nei confronti di un siracusano di 42 anni che aveva nascosto oltre 4,5 kg di sostanza nel vano dei filtri dell'aria condizionata della sua auto. E chiudiamo con il meteo. Ottobre si aprirà con un peggioramento delle condizioni meteo in Sicilia causato da un impulso di aria fredda e instabile proveniente dai Balcani. Nubi dense e piogge sparse anche a carattere temporalesco riguarderanno tutta l'isola. La Protezione Civile ha diramato allerta meteo gialla su tutto il territorio regionale. Ed è tutto per questa edizione. Tutti i dettagli su queste notizie li trovate come sempre sul nostro sito www.newsicilia.it. Grazie per averci seguito e buon proseguimento di serata.